Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. Tragico incidente sulla A20 nel tratto compreso tra Cefalù e Bonfornello. A perdere la vita 2 persone, mentre una terza è rimasta ferita. Si indaga sull'esatta dinamica dell'accaduto, ma secondo quanto ricostruito, il conducente di un'auto avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente contro un furgone. Trovati alcuni resti umani sull'isolotto di Ortigia, in provincia di Siracusa, a fare la macabra scoperta un giovane in vacanza nella zona che dopo aver raggiunto l'isola a nuoto ha rinvenuto una mandibola. Il ragazzo ha quindi allertato la polizia, a cui sono ora affidate le indagini. L'Etna torna a farsi sentire. Dopo quasi 6 mesi di quiete, una nuova colata lavica scorre nell'area sommitale del vulcano. A tracciare un quadro dell'attuale fase eruttiva è stata l'INGV, che ha sottolineato la familiarità del nuovo flusso, definendolo un vero e proprio déjà vu. Successo all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale per il prelievo di fegato, reni e cornee da una donna ricoverata in rianimazione e di cui era stata accertata la morte cerebrale, una scelta che può generare vita e speranza anche in circostanze di grande dolore, commenta così il direttore generale dell'ASP di Catania, Giuseppe Laganga Senzio. Chiudiamo con le previsioni meteo per domani. La Sicilia resta bloccata nella morsa del caldo con l'anticiclone Caronte che è pronto a raggiungere il suo apice con punte di 34 gradi sulle coste e alti tassi di umidità che renderanno l'afa opprimente anche di sera, dando vita alle cosiddette notti tropicali. Diramata un'allerta arancione per il rischio incendi. E con questo è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 13:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.